perché abbia misericordia anche di noi peccatori. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. O Dio, che soccorri prontamente i tuoi figli e non tolleri l'oppressione e la violenza, rinvigorisci la nostra fede affinché non ci stanchiamo di operare in questo mondo nella certezza che la nostra ricompensa è la gioia di essere tuoi servi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Per chi sta in piedi non c'è posto piangere. Dal libro del profeta Abacuc. Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti, a te alzerò il grido, violenza e non salvi. Perché mi fai vedere l'iniquità che resti spettatore dell'oppressione? Ho davanti a me rapina e violenza, e ci sono liti e si muovono contese. Il Signore rispose e mi disse: scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce. Si indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Parola di Dio.
l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la fede e con l'amore che sono in Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il bene prezioso che ti è stato affidato. Parola di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Siamo breve nell'omelia, dopo ci saranno degli interventi. I discepoli chiedono a Gesù: accresci in noi la fede. E Gesù gli dice: se aveste fede quanto un granello di senape, voi direste a questo genso: sradicati, e andremo a piantarsi nel mondo. E Gesù sta dicendo due cose antitetiche e impossibili. Il granello di senape è talmente piccolo che se lo mette nella mano si nasconde nelle pieghe delle mani. Il genso è un albero, così ho detto, che per sradicarlo a volte serve un macchinario, perché
ha delle radici molto profonde. E quindi se avreste fede, ma la fede si misura forse a chi? No. La fede è quel dono di Dio, la virtù teologale, che Dio dona e che accogliendola noi possiamo fare con la fede l'impossibile. Dio non per noi. Questo significa. E c'è una midrash, un racconto rabbinico, si chiama midrash, racconto rabbinico, che il Signore dice: se tu apri la porta del tuo cuore e apri una fessura quanto un capocchio di spillo, io entrerò con carri, cavalli e cavalieri. Ecco, questo è ciò che opera il Signore. E riesce a operare l'impossibile. Quando la vita a volte ti dice stop, quando la vita ti dice tutto è finito, il Signore ti dà vita. Anche di fronte alle situazioni buie, il Signore riesce a donarci la gioia. Questo è l'impossibile. La fede è appoggiare la propria vita in Gesù Cristo, in Dio che la sostiene, in Dio che la significa. Non ci viene a volte tutta la sofferenza, ma ci viene dato un senso e ci viene data quella compagnia che ci sostiene, ci dice vai avanti, ci sono io. E l'impossibile si compie. Che cosa cerchiamo noi se non la forza del vivere, la capacità di andare avanti, di svegliarci la mattina con un motivo, anche di fronte a tutto ciò che la vita ci pone, di fronte alla morte, di fronte a tante cose. Questo si chiama risurrezione. È per questo che noi saremo servi inutili. Cosa vuol dire qui Gesù? Inutili vuol dire servi senza un utile, cioè servi gratuiti perché abbiamo sperimentato la gratuità di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Vieni, rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre in mano purissimo, Dio da Dio, concedato al cielo, Dio dalla stessa sostanza per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per l'uomo e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, incarnato in sempre, e passiamo uno Cristo e uno solo Signore, morire insieme, e terzo giorno risuscitato sono così. Fratelli e sorelle, con il vivo e concreto desiderio di impegnarci sempre a servire gioiosamente la Chiesa di Dio, facciamo nostra la preghiera dell'Apostolo. Preghiamo insieme, Signore, accresci in noi la fede. Signore, accresci in noi la fede. Per i vescovi, sacerdoti e diaconi, perché possano custodire e ravvivare sempre di più il bene prezioso che hanno ricevuto con l'imposizione
parte del mondo venga riconosciuta la loro dignità e ricevano una adeguata ricompensa per il loro lavoro. Preghiamo. Per tutti noi battezzati, perché viviamo la gioia di lavorare assiduamente per il Vangelo come servi utili a tempo pieno, sapendo che solo Dio è la vera ricompensa. Preghiamo. Per la nostra comunità, perché con la guida e la protezione dei santi angeli custodi possiamo giungere felicemente alla patria del cielo e godere in eterno della loro compagnia. Preghiamo. Donaci, Padre, di custodire e coltivare con il tuo Santo Spirito il bene prezioso della fede e di trasformare la nostra vita in un servizio che amore sull'esempio di Cristo Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Proclamiamo esultanti la tua gloria.
del Signore nostro Gesù Cristo, della potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. Continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente e santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché difendino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato a celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e il sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo, un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne della vita, perché possiamo ottenere il regno promesso qui con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i cui santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara e tutti i nostri patroni, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonello, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai da te. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi, accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Scambiatevi il dono della
all'infinito. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Scusate, le procedure sono state mio favore. Ho il piacere di intervenire oggi in una chiesa così grevica, piena di attenzione, di calore umano, per salutare Padre Enrico, per salutare un amico, per salutare una persona che negli ultimi 9 anni ha dato tanto a me e a tutta la comunità, la Nuseina e Ogliastrina. Quando si saluta un amico c'è sempre un po' di rammarico, perché si ha la consapevolezza che quella frequentazione quotidiana, quel confronto quotidiano, quell'aiuto che da lui poteva arrivare non è più così scontato, perché quella quotidianità non ci sarà più e non ci mancherà solo quella di Padre Enrico e quella che negli ultimi 9 anni ci ha garantito, ma ci mancherà quella che negli ultimi 43 anni ci è stata garantita dai frati cappuccini. Questo tempio ha rappresentato tanto, perché tanto ha rappresentato una figura, ma quello che nei 43 anni, io ne ho 44, quindi avevo un anno, perché è nato lo stesso anno in cui i frati cappuccini sono arrivati qui alla Musei, è stato fatto dalla sensibilità, dalla spontaneità, dalla genuinità che i frati cappuccini hanno portato alla Musei, davvero è importante e ci ha permesso di crescere come comunità. Quando abbiamo avuto la notizia della decisione dei frati cappuccini di interrompere questa collaborazione, questo rapporto strutturale con la Musei, tutti noi ci siamo sentiti in difficoltà e abbiamo manifestato con forza dispiacere, malessere per questa scelta. È stato fatto un comitato, è stata fatta una prima manifestazione nel Teatro Mario Dei, ne è seguito un altro, ci sono stati dei confronti anche con il potere provinciale, varie iniziative. La Musei è rimasta buio per qualche minuto per cercare di sensibilizzare, manifestare appunto questa difficoltà che stavamo vivendo. La Musei ha mandato l'invaso di cartoline a sede del padre provinciale per invitarlo a ritornare sulle sue decisioni. Questo non è stato fatto, questo obiettivo non è stato raggiunto, ma io voglio evidenziare, uno, la reazione di tutto il paese, di tutta la comunità di Ogliastrina, non solo la Nuseina, che ha cercato di rappresentare le proprie difficoltà e il proprio malessere, manifestando un fortissimo attaccamento alla persona e all'istituzione. Abbiamo fatto bene a farlo, abbiamo fatto bene a rappresentare questa esigenza, questa sensibilità e a portare avanti questa nota. E io credo comunque che sia importante dare sempre un segnale delle capacità di reazione rispetto alle decisioni. Ma soprattutto noi oggi dobbiamo essere grati davvero, ripeto, a Padre Enrico e frati cappuccini per quello che hanno fatto negli ultimi 43 anni. E siccome io voglio essere ottimista, io credo che, spero anzi che le strade di Padre Enrico e dell'istituzione possano in futuro incontrare nuovamente quella della Musei, della nostra. Sarebbe davvero una cosa molto bella. Quello che è stato fatto lascerà comunque un segno importante. È stato piantato un seme, questo seme farà sempre parte di noi. E per questo oggi sta a noi cercare di valorizzarlo e continuare a seguire quegli insegnamenti e ricordarci sempre il calore che abbiamo ricevuto in questi anni. Grazie.
Caro Padre Enrico, grazie per la tua gentilezza e per averci insegnato a voler bene a Gesù. Sarai sempre nei nostri cuori. Grazie. Invece rappresentiamo tutta la comunità, tutti voi, quelli presenti e anche quelli che non sono presenti. E dopo che leggo questo, Stefania vi consegnerà Padre Enrico una targa ricordo da parte nostra di tutti quanti, proprio per farti sentire quanto ti vogliamo bene, quanto vogliamo bene ai frati. Quanto ci dispiace che questa realtà stia finendo. Caro Padre Enrico, è con emozione che leggo questo pensiero, facendomi portavoce di tutta la comunità che oggi si è riunita per dirti grazie e per farti sapere quanto a te ci tiene. Un immenso grazie per essere stato sempre presente e guida nella vita parrocchiale e non solo. Grazie per tutte le volte che ci hai confortato in modo presente e deciso. Con i malati sei stato, grazie all'amore di Dio, un balsamo per tanti, oltre che una speranza. Grazie per i nostri ragazzi, alcuni ormai grandi, che hai avviato e aiutato a crescere nella fede. Grazie per tutti i gesti e iniziative fatte per i più deboli ed emarginati e soprattutto per averci coinvolto. Grazie anche per tutte le volte che ci hai ripreso, che se anche ci hanno fatto male, ci sono serviti per essere e per diventare ciò che oggi siamo. Ti chiediamo scusa e perdono se non sempre anche noi non siamo stati attenti a ciò che succedeva dentro te nella parrocchia, per averti giudicato e tante volte fatto arrabbiare. Non possiamo non ringraziare anche tutti quei frati che in questi 43 anni si sono prodigati con tanto amore per costruire e difendere il nostro santuario. E il nostro grazie più grande va a Dio che ti ha messo nel nostro cammino, dandoci la possibilità di conoscerti, apprezzarti, ma soprattutto di volerti bene. Grazie. Sono davvero dispiaciuto della tua partenza e della chiusura della presenza qui in questo santuario dell'Ordine dei Cappuccini. Un anno fa, dopo la mia ordinazione sacerdotale, il Vescovo mi ha nominato collaboratore anche di questa parrocchia e, come hanno commentato tanti, è proprio strano che un prete sia il viceparroco di un frate, per i vari motivi di carisma, di vita sacerdotale, ma tutti e due abbiamo un unico obiettivo: portare la gente a Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Io voglio dirti grazie di avermi fatto lavorare all'interno di questa parrocchia con te. Tanti sono stati momenti belli in questo anno di collaborazione, oltre ai tanti momenti di incontro, di condivisione, di tante cose che non riguardavano solo la parrocchia. Voglio ricordare la catechesi, la preparazione dei ragazzi
animata dai ragazzi della cattedrale e del santuario, e infine la bellissima giornata vissuta a Tinferland con i ragazzi delle 2 parrocchie. Ti voglio dire grazie perché non è stato solo un rapporto parroco e viceparroco, ma è stato un rapporto di amicizia, di fiducia, di stima, di affetto e di preghiera reciproca. Come ti ho detto in privato, e ora te lo ripeto qui davanti a tutti, la nostra amicizia non deve finire con la tua partenza dalla Musei. Ti chiedo di pregare, soprattutto per il nuovo cammino che dobbiamo iniziare qui con il nuovo parroco, Don Pier Giorgio. Ricordati di pregare sempre per me, per tutti noi, per questo luogo di preghiera, per questa parrocchia che tanto hai amato. Voglio dirti grazie con un pensiero e una foto. Penso sia il ricordo più bello di quest'anno. È la foto che abbiamo fatto alla conclusione della Via Crucis, cittadina, qui al santuario. Ci siamo noi 3, i 2 parroci della comunità cristiana di La Musei e io. Penso sia un bel ricordo per quanto abbiamo fatto in questo tempo che il Signore ci ha donato di vivere, in collaborazione reciproca per il bene di La Musei. Grazie, ti voglio bene. Sono tanti i pensieri e le emozioni che mi hanno attraversato quest'ultimo periodo. Non è facile lasciare il luogo dove ho trascorso il maggior tempo da frate e da sacerdote. E più tempo della mia vita, dopo i primi 14 anni trascorsi a Villacino, qui sono andato in seminario, in Istanbul, seminario dei frati, il paese dove sono nato. Oggi, per una strana coincidenza, ho saputo che si è disputata la partita alla Musei della Ciprese. Diciamolo sottovoce, per oggi, solo per oggi, forza la Musei. Non dite molto perché se no mi fanno rientrare in paese. 9 anni. 3 da viceparroco di padre Maurizio Picheda e 6 da parroco. 9 anni fa sono arrivato da Cagliari dove ricoprivo l'incarico di cappellano dell'ospedale San Giovanni di Dio. Il 7 ottobre, giorno della Madonna del Rosario, per coincidenza, il giorno si celebrava qui una messa col vescovo Monsignor Antioco Pisetto per salutare le suore domenicane del giorno, che sarebbero andate via dopo un mese circa, 9 anni fa, se ne sono andate le suore domenicane. Ricordo che la sera, dopo la cena con i frati, andai nel piazzale dove faccio le foto al mattino. Chi ha il mio stato WhatsApp, chi ha la voce del mio profumo. E mi affacciai a guardare il panorama. Tutto mi sembrava estraneo. E dissi tra me: qui non conosco quasi nessuno. Non conosco questo luogo, mi è estraneo. Chissà quando lo conoscerò. Avevo partecipato qui alla Musei da giovanissimo frate alla missione popolare per i giovani nel 2003. Portavo come dei ricordi
sposata col fratello di mia mamma. Ma nonostante questi particolari, quella sera per me Lanusei era un posto del tutto estraneo. Nel primo periodo le case e le vie erano anonime. Anche stamattina sono ritornato lì, in quel punto. E guardando Lanusei l'impressione era molto diversa. Ho pensato ai tanti volti, a tante vicissitudini, a tante storie, alle tante famiglie e persone che conosco, che ho incontrato e che abitano le case che guardavo dall'alto. Mi sono venute in mente tante situazioni, gioie, fatiche, pianti, lutti. Guardavo anche tutta la mia strada. E tante volte ci siamo guardati con gli occhi negli occhi, ci siamo conosciuti, ci siamo incontrati, a volte scontrati. Mi ha ricordato Susi. La mia vita si è intrecciata con la vostra. E così non siete stati più un gruppo, non più come all'inizio solamente un nome, gli Lanusei, gli Ogliastrini, in modo generico. Dico Ogliastrini perché il santuario è frequentato anche dall'Ogliastra in genere, essendo il santuario diocesano. Non vedo più un gruppo, ma tanti volti. Vedo ciascuno di voi con la sua particolarità, la sua storia, il suo temperamento, nel suo essere unico e irripetibile. Mi è capitato quello che viene presentato nel romanzo tra i più belli che ho letto da giovane, Il giorno del giudizio di Salvatore Sanna, che parte da un personaggio, l'avvocato Sanna Carboni, notaio, e da questo personaggio costruisce la storia del Nuoro di una volta. E parla di un personaggio, poi di un altro personaggio a lui vicino, la storia collegata, poi altri personaggi e tu ti ritrovi dentro un Nuoro. Ti ritrovi dentro il vissuto. E così è capitato a me. Il 2 agosto del 2016, giorno del discorso, feci il discorso inaugurale nel mio ingresso come parroco. Ho fatto l'ingresso il 2 agosto. Partivo dal significato della parola parroco, spiegando che parroco significa colui che vive nei pressi. Tracciai poche linee del mio piano pastorale, che tra l'attenzione all'educazione alla fede, la catechesi e altre cose, dissi che l'accento principale del mio operato sarebbe stato lo stare vicino alla gente nel suo vivere quotidiano e che la parrocchia doveva essere, come capitò all'avvocato di Lione, che un avvocato profio della sua sapienza vuole andare a conoscere il santo curato d'Ars, San Giovanni Maria Vianney, e disse: vado io a smontare questo prete che tutti conoscono santo. Non era molto preparato negli studi curato d'Ars. Vado io. Quando tornò dagli amici a Lione, gli dissero: beh, allora come è andato con il pretucco? Ho visto Dio in un uomo. Questa fu la sua risposta. E io ho augurato che la nostra parrocchia potesse essere questo, il volto di Dio nell'umanità di chi abita la parrocchia. Ho cercato di fare questo, pur conscio dei miei limiti e di non essere stato il parroco ideale, perché penso che il sacerdote, in modo particolare il parroco, prima di tutto deve fare una cosa: essere una presenza che ti accompagna nei passi, nelle scelte, nelle sfide che la vita ti pone. A proposito di questo, cito Don Luigi Maria Bicocco, che è un teologo e scrittore, che dice che il prete, anch'io sono presbitero, quindi prete di motivo di presbitero, il prete è messo lì in mezzo alla gente per ricordare che c'è qualcosa per cui vale la pena vivere, combattere, in alcuni casi anche perdere. È messo lì perché ognuno possa avere il diritto di avere paura della vita, della morte, delle cose belle e brutte che capitano, e
e molto spesso sono più grandi delle nostre forze e proprio per questo ci danno le vertigini. Ma avere il diritto di avere paura non significa che si avvicina al posto nostro. Chi ti ama non dice che non soffrirai mai, che non sbaglierai mai, che non avrai mai paura delle cose che ti succederanno, ma ti dice che puoi vivere tutto, accettare tutto, affrontare tutto, e te lo dice perché è con te. La sua presenza è la cosa più convincente, non le sue parole, i suoi ragionamenti, le sue raccomandazioni. Si diventa preti per essere una presenza, si diventa preti per rendere visibile l'invisibile, come accade sull'altare. Questo brano che ho voluto leggere, non per intero perché è molto più lungo, però una parte, esprime bene quale sia stata la mia convinzione e su come ho basato il mio ministero di parroco. Vi volevo dire, come avrete capito, che mi sono trovato a casa. Mi avete fatto sentire a casa. Vi ho voluto bene. Ad alcuni amici campidanesi qualche mese fa ho fatto una battuta dicendo: ormai mi sono oliastrinizzato. Mi sono sentito padre, fratello e figlio di questa comunità. Mi sono ritrovato in mezzo a voi, con voi e per voi, vicino a voi nel vivere quotidiano, cercando di cogliere in ciascuno e far venire fuori il bisogno che si ha nel profondo del cuore, il desiderio che abita a ciascuno e che ci fa sentire vivi e non arresi nella vita a causa del proprio limite o delle circostanze dolorose. Questo desiderio profondo è Dio che lo ha messo nel cuore e trovando Lui la vita assume un senso, e quando si è aggrappato a un senso si può fare tutto nonostante tutto. Ringrazio il provinciale di allora, padre Giovanni Azzori, che mi ha designato come parroco, e il vescovo Antonello Mura che mi ha nominato. Loro mi hanno permesso di fare questa bellissima esperienza di parroco, dove per la prima volta nella mia vita mi sono misurato con una grande responsabilità di parroco e guardiano superiore del convento. In questi anni mi sento cambiato, dopo questi anni, come uomo e come sacerdote. Ringrazio il responsabile della comunità civile, l'avvocato Davide Burchi. Ti ringrazio per la tua vicinanza, per essere stato sempre disponibile e attento, soprattutto per quanto riguarda la questione della partenza dei frati, che purtroppo sta avendo il suo triste epilogo. Abbiamo avuto un buon dialogo, una stima reciproca, nel rispetto delle diverse funzioni. Ringrazio te, Don Federico, che hai condiviso quest'ultimo anno con me, supportandomi come viceparroco. Grazie per la tua vicinanza, ma soprattutto per la tua amicizia. Il tuo entusiasmo di giovane prete, per il tuo impegno con i ragazzi. Ti auguro che insieme al parroco Don Pier Giorgio nasca qualcosa di bello per loro. Un luogo per loro, come tante volte noi abbiamo tentato con l'oratorio, ma tra una cosa e l'altra, Covid e poi non ci siamo riusciti. Aiutatelo, ecco, dico quindi anche i più vicini, perché sta rivelando un vero carisma che lui ha per i ragazzi, con il suo modo di fare semplice e affabile. Ringrazio il gruppo dei catechisti per il loro tempo speso per l'educazione alla fede, per avermi seguito e a volte sopportato. Non sono sempre facile. Per l'amicizia che è nata per i nostri incontri e a volte scontri. Per aver insieme cercato di capire come la fede oggi può essere vissuta e testimoniata agli altri. In modo diverso l'uno dall'altro, mi sono sentito
e dal cielo ci guarda. La nostra amata Anna Maria, che ha dato tanto con la sua presenza, buona, discreta, entusiasta. Grazie alla Maria. Ringrazio il Consiglio pastorale, il Consiglio degli affari economici, il piccolo gruppetto di Comunione e Liberazione, l'Associazione Madonna d'Ogliastra con l'augurio che cresca e si rinnovi, il gruppo di Padre Pio, il coro parrocchiale, grazie anche per questa messa, gruppo di fedeli amici tra loro, quando alcune circostanze non lo hanno impedito, è stato sempre presente e puntuale senza chiamare. Una macchina che va da sé. Ringrazio i chirichetti. Dopo il lockdown sono rimasti in pochi. Il Covid ha dimezzato un po' tutto. Un periodo ne abbiamo avuto anche 20 che riempivano l'altare, ricordate? Tanti chirichetti in questi anni si sono alternati, ma ne è rimasto sempre uno, Daniele, dietro, diventato rosso. Ringrazio i bambini e i ragazzi del catechismo, che con le famiglie hanno assicurato, le loro famiglie, scusate, assicurano la mia preghiera per ogni singola famiglia conosciuta, perché le loro famiglie siano fortificate nell'unità, abbiano capacità di affrontare le difficoltà e ripartire. Ringrazio e saluto tutti quelli che il Signore ha messo nel mio cammino in questi anni, che ho incontrato nel segreto del confessionale, amministrando diversi sacramenti, in altri momenti con un saluto, un commento di un fatto, che ho incontrato nelle situazioni più quotidiane, come fare la spesa, eccetera. Per i rapporti in gradi diversi di amicizia e di conoscenza, ho percepito di essere il parroco di tutti, dei vicini e dei lontani. Perché il parroco è segno della presenza di Dio e tutti sono amati da Dio e voluti da Dio, al di là della condizione sociale, delle opinioni, dei propri limiti e le non libertà con le quali tante volte si ha a che fare, si deve fare il conto. Ringrazio le persone più importanti della parrocchia, più importanti, le anziane e gli ammalati, che domani andrò a salutare. Fra poco verrete affidati a una nuova guida. Mi auguro di avervi insegnato un principio basilare, che è questo, che il messaggio è più importante del messaggero. Il messaggio è Cristo, cambia il messaggero, in questo caso io, ma lui rimane. Accogliete affettuosamente Don Pier Giorgio, seguitelo. Il Signore, che è Lui che conduce tutto, saprà scrivere pagine nuove per questa parrocchia del Santuario e saprà tracciare la strada, seppure in questo momento non facile, perché è un carisma che è quello francescano, che è opera dello Spirito Santo, qui, in questa terra locale. Però Cristo saprà tracciare la strada e anche un nuovo inizio, perché è Cristo che conta, è Cristo il senso e la felicità della vita dell'uomo. Noi siamo e dobbiamo essere solo strumenti. Vi verrà consegnata un'immaginetta che è un pieghevole, con l'immagine della Madonna da una parte e l'altra immagine per me significativa. Non l'ho messa per mettermi al centro, certo. Presa da una foto scattata mentre preparavo la festa, la Madonna per la festa, l'ha scattata Alessandro, quindi mi chiederà i diritti d'autore. Questa immagine è significativa perché l'ho vista come segno del mio servizio al santuario e alla comunità. Termino con la preghiera, il ringraziamento.
che ho scritto nell'immaginetta, ce ne sono per tutti, se avrete anche qualche ammalato o qualche cosa portate. Signore, ti ringrazio per il dono della vita e della vocazione, per avermi fatto ministro della tua parola che nutre, perché mi hai reso segno della tua vicinanza che non abbandona e che significa la vita, di avermi fatto strumento della tua presenza ministrando i sacramenti, per essere figlio della Santa Madre Chiesa e per i suoi pastori. Ti ringrazio per questi 9 anni trascorsi alla Nosei, dove mi sono sentito accolto come infante. Mi sono ritrovato per la gente, con la gente, in mezzo alla gente, vicino a loro nei momenti tristi e lieti, cercando di cogliere, di far venire fuori i desideri che stanno in fondo al cuore di ciascuno, quelli che tu hai messo dentro. Ti ringrazio per i miei confratelli e i sacerdoti che mi hanno affiancato, con i quali ho collaborato in questi anni, per gli anziani, gli ammalati, per i collaboratori, gli amministratori volontari, per i bambini e i ragazzi e per tutti i gruppi e le associazioni di questa parrocchia, per tutti quelli che ho battezzato, per quelli che hanno ricevuto la prima comunione, per quelli che ho confessato, per quelli che ho cresimato e tutti quelli che hanno ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, per quelli ai quali ho benedetto le nozze. Ti affido coloro che ho accompagnato all'incontro finale con te. Dona ad essi la luce e la pace. Chiedo perdono per le mie mancanze, inadempienze, per il bene che avrei voluto fare e che non ho fatto. Continua a benedire e accompagnare questo amato territorio e questa comunità. Fa che essa ti riconosca